INAIL è in carenza di medici, non abbiamo medicina di base, mancano infermieri, mancano dottori negli ospedali. Questa è una situazione ormai davvero insostenibile. Noi riteniamo opportuno e non più rinviabile convocare un tavolo con le organizzazioni sindacali, le parti sociali. È chiaro il messaggio che arriva dai sindacati uniti: serve un tavolo per rilanciare la sanità pubblica e in particolare serve colmare le carenze di personale, medici e infermieri nella sede INAIL di Padova, dove si sono allungati in modo esponenziale i tempi di attesa per le visite sugli infortuni nei luoghi di lavoro o le malattie professionali. Ravvisiamo un allungamento delle tempistiche di riconoscimento dal punto di vista dell'INAIL nell'ultimo anno, a partire da oggi, di circa 6-7 mesi rispetto all'ordinario. Pertanto noi ci ritroviamo ad assistere persone che per quasi un anno aspettano il riconoscimento di un diritto dal punto di vista dell'istituto. E noi più che denunciare diciamo: ma perché questo succede? Perché non è stata fatta un'adeguata programmazione prima che prevedesse che cosa? Che questi servizi, se non vengono garantiti, ci saranno delle persone che non possono avere in tempo asseverata la propria malattia professionale e a cascata in tempo poter porre ripadi, e in alcuni casi devono adire le vie legali per poter avere contezza dei propri diritti.